Francesco Vianello di Prima il Veneto. Grazie direttore, buonasera a tutti. Grazie. Ieri notte aspettavamo di sapere l'esito del Consiglio europeo. Si è riformato l'asse con Ursula von der Leyen, cioè popolari, democratici e liberali. Giorgia Meloni aspetta ancora oggi di sapere se l'Italia potrà avere degli incarichi importanti. A proposito di accuse contro accuse, così di lotta tra partiti, maggioranza, opposizione, c'è anche la questione, se ne sta parlando in questi giorni, di un'inchiesta di Fanpage sui giovani meloniani, i giovani di Fratelli d'Italia, che sono stati filmati da un infiltrato di Fanpage mentre facevano saluti romani, si esprimevano in maniera antisemita, insomma. Vianello, questo è un fatto, poi se vuole facciamo un rewind. Sì, mi sembra che la Meloni si sia espressa finalmente in modo chiaro, prendendo le distanze da determinati atteggiamenti estremisti che dice non possono trovare posto in questo partito. Per quello invece che si diceva prima, secondo me, dal mio punto di vista di militante di Prima il Veneto, noi siamo un movimento indipendentista veneto che crede nella necessità per sopravvivere di staccarsi da questo sistema. Pertanto noi abbiamo il punto di vista di un soggetto politico che si colloca appunto in una posizione antisistema. Dal nostro punto di vista vediamo il totale fallimento delle politiche dei partiti centrali, nazionali e nazionalisti, perché insistono con queste politiche che non portano da nessuna parte, in Italia come in Europa. Abbiamo assistito, secondo me, a delle candidature bizzarre sia nell'ambito del centrosinistra con la Salis che anche nel centrodestra, perché secondo me Vannacci non appartiene al flusso ideologico della Lega, una Lega che ormai è a fine corsa, è al collasso, ha inventato questa candidatura con un'ennesima sterzata nel suo percorso ideologico, che però gli ha portato quei 500.000 voti che, se non ci fossero stati, avrebbero appunto determinato il collasso, no, della Lega. Poi, per quel che si diceva prima, sì, purtroppo in Europa assistiamo sempre a questo balletto di questi cicisbei da salotto che si spartiscono le poltrone, d'accordo, infischiandosene e fregandosene completamente dei problemi contingenti che riguardano il nostro territorio, fra cui la sicurezza, ricordiamo per l'ennesima volta i problemi di violenza nel quartiere Piave di Mestre, e poi soprattutto si ignora. Infatti mi sorprende che nemmeno la sinistra, nemmeno i colleghi di sinistra si siano accorti che l'autonomia che è stata votata alla Camera dei Deputati è assolutamente falsa, fasulla e farlocca. Cioè, è stata contestata, ma dovreste essere felici perché questo procedimento non porterà a nessuna reale autonomia per il Veneto. È diventata legge almeno questo, no? È diventata legge, però io suggerirei ovviamente molto bonariamente e amichevolmente di inserire un nuovo contatore qui sotto, un nuovo contatore che è quello che segnerà il tempo che trascorre per la definizione dei LEP e poi il loro successivo impossibile finanziamento, perché dopo questi 24 mesi che attenderemo sul divano, no, ad aspettare appunto la definizione dei LEP, anche per le regioni che non hanno richiesto di partecipare, no, al procedimento dell'autonomia differenziata, scopriremo l'acqua calda, cioè che noi abbiamo schei per portare, per esempio, i servizi pubblici delle regioni meridionali agli stessi livelli, per esempio, di quelle del nord. Poi cosa scopriamo? Che da sempre lì ci sono stati dei livelli di prestazione molto più bassi e resteranno molto più bassi anche nel caso in cui non si dovesse raggiungere l'autonomia. Per cui male stavano prima, male stanno adesso e male staranno dopo. Facciamo un'ipotesi però adesso, che
in 24 mesi vengano definiti questi LEP. Facciamo un'ulteriore ipotesi, sempre ragionando per assurdo, che si trovi quell'oceano di denaro pubblico necessario per il loro finanziamento. Bene, arriverà una pioggia di denaro al Sud che però, come sempre, noi abbiamo il timore che finirà nelle mani e nelle tasche dei soliti lestofanti. Di certo noi non abbiamo la certezza che tutto quel denaro possa finire a vantaggio delle tantissime brave persone oneste del Sud che chiedono solo di un trampolino di lancio per poter appunto rilanciare le loro economie. Ecco, mi dispiace che questi punti non siano passati. Noi di Prima il Veneto ci stiamo portando, diciamo, questo fardello di notificare ai veneti, a chiunque creda nell'identità veneta e nella necessità dell'autonomia prima e di un'eventuale indipendenza dopo, che questo procedimento autonomista, tanto voluto da questa sciagurata alleanza fra la Lega, che ha smarrito completamente i suoi principi ideologici, tant'è vero che si è alleata con un partito centralista, nazionale e nazionalista come Fratelli d'Italia, con un inciuccio che probabilmente è quello dello scambio, no? Con il premierato. Il premierato poi toglierà assolutamente la rappresentanza alle regioni. Io vi dico, andatevi a leggere quel dossier riassuntivo di 67 pagine che troverete nel sito della Camera dei Deputati. Noi di Prima il Veneto ce le siamo lette tutte quelle 67 pagine, a dispetto di tutti coloro che hanno sempre detto che i veneti non sono buoni neanche a eser né a scrivere. No, l'abbiamo letto, l'abbiamo evidenziato, seguitelo sui nostri siti, sui vari social, e vedrete le incongruenze. Allora, intanto è stata fatta la volontà dei cittadini che si sono espressi con un referendum che è stato veramente con un ritardo di 7 anni, mi permette. È stata dura, e poi tutte le cose belle sono dure, purtroppo, e non ha fatto nemmeno una certo che gli va bene, è un'autonomia fasulла, va bene a tutti, figuriamoci. Si era partito, no, che era la distruzione, se era la distruzione, il Presidente avrebbe fatto almeno qualche appunto. Non è mancato altre volte di fare appunti il Presidente, quindi se era così e se è così pericoloso, ma io risi come altri partiti dicevano, sarebbe intervenuto, perché Mattarella è prova di garanzia. Veneti dice Vedremo. Venezia promosse le studentesse ribelli, cioè sono delle ragazze che hanno fatto l'esame di maturità, hanno avuto nello scritto dei voti pessimi, 3,5, allora per ritorsione hanno detto siccome sono dei giudizi inaccettabili e noi abbiamo deciso di non presentarci agli orali, sono state comunque promosse. Professor Vianello. Sì, allora intanto io sono felice perché finalmente parliamo di giovani, dopo aver parlato tanto di gerontocrazia italiana e di dittatura dei cadaveri in avanzato stato di composizione, morti e sepolti della storia. Decomposizione. E allora, in merito a questa vicenda, ho letto anch'io sui giornali, sinceramente mi sfuggono ancora i dettagli di cosa sia successo durante questa prova, per cui preferisco essere molto cauto prima di esprimere un'opinione. Mi riferisco invece alla condizione un po' più generale che riguarda la scuola oggi. Ricordo che qualche anno fa, proprio prima del periodo del Covid, fu pubblicata un'indagine che attestava che i promossi all'esame di maturità erano il 99,96% e probabilmente questa percentuale era ancora aumentata in tutti questi anni. Un'altra indagine, sempre condotta dall'Istat, ricordo stabiliva che il 70% di questi promossi, di questi maturandi, aveva enormi difficoltà
nel leggere e il comprendere un testo in lingua italiana e nel risolvere semplici esercizi di matematica, geometria e fisica utilizzando le proporzioni, le percentuali, le conversioni fra unità di misura e le equazioni di primo grado. Per cui, secondo me, vedete, io per 10 anni ho lavorato nel mondo del privato, dell'impresa, e da 12 anni insegno nella scuola pubblica. Sinceramente, il problema che ho visto io in tutti questi anni è opposto, cioè di una grande manica larga nelle valutazioni, secondo me. E credo che questo sia un fenomeno preoccupante perché va contro gli interessi formativi di questi ragazzi. Cioè, secondo me, oggi stiamo illudendo questi ragazzi che con il minimo sforzo si potranno raggiungere dei grandi risultati, con le interrogazioni programmate, le prove di recupero personalizzate, il recupero su una parte del programma, le ultime interrogazioni di fine maggio che per battito d'ali di una farfalla fanno lievitare i voti fino a raggiungere le sufficienze. Cioè, secondo me questa pedagogia, questo modo di gestire la scuola va contro gli interessi specifici di queste nuove generazioni, perché mi chiedo come faranno poi questi ragazzi a inserirsi nel sempre più intricato, selettivo e spietato mondo del lavoro. Cioè, viviamo in una regione, che è il Veneto, che è fatta da tante piccole e medie imprese, dove di solito mamma, papà, figlio e figlia fa il lavoro di 20 persone, cioè dove bisogna stringere i denti, ci sono dei ritmi di lavoro molto serrati. Quando i clienti chiedono delle consegne, degli ordini, io ho fatto il rappresentante, l'agente di commercio per 4 anni e ho suonato i campanelli, penso, di tutte, almeno metà delle aziende della provincia di Treviso, di Venezia e di Pordenone. Cioè, bisogna correre, ragazzi, cioè, ai titolari e ai clienti non gli interessa niente che ti gabbi una laurea, che ti gabbi voti alti e dopo non ti sei buon far niente. Cioè, cerchiamo di ritornare sul pianeta Terra con una concretezza e di dare delle valutazioni che siano veramente oggettive. Ecco, un'altra cosa, un altro punto su cui voglio battere. Oggi, secondo me, non ci sono le condizioni per delle valutazioni oggettive da parte degli insegnanti. Io ho la fortuna di avere dei colleghi meravigliosi, l'ho già detto altre volte, sia veneti e soprattutto anche di altre regioni, bravissimi, preparatissimi e innamorati del loro mestiere. Però noi non siamo nelle condizioni di poter esprimere valutazioni oggettive, perché se metti un 4 ti ammazzano di botte, capite?